Maestro Paolo Fresu! Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Ci diamo del tu? Beh sì, grazie, sono un po' intimorita, ma grazie. Benvenuta a Berchidda. Hai reso questo piccolo cuore della Sardegna, Berchidda, il cuore della musica jazz. Ma mi devi spiegare come hai fatto, un miracolo. Poco dietro di te, Sì? durante il festival estivo c'è un grandissimo palcoscenico, ma veramente grande, bellissimo, e questa piazza diventa un teatro all'aperto. Dove viene tutto il mondo. Dove tutti viene gli veramente artisti, il musicisti, mondo. jazz di sì, tutto il di mondo. tutto il mondo, un bellissimo pubblico e una piazza che si anima, veramente diventa un bellissimo teatro con queste luci la sera straordinarie, eccetera. E però il festival non è solo Berchidda, Berchidda è il cuore del festival, ma da tantissimi anni portiamo veramente tanti concerti in tutti i comuni del nord della Sardegna, sono circa 20 comuni. Quando è iniziato si chiama Time in Jazz? Time in Jazz, il tempo del jazz. È iniziato nel 1988 Mamma mia. e sono passati dunque 36 anni ed è un festival che ha una forza che non è solamente quella musicale, senza la musica ovviamente il centro e il volano di quello che accade, ma come deve essere, credo, la musica diventa, come dire, il connettore di molte altre cose, come deve essere per tutti. Un connettore culturale. Un connettore culturale, un connettore anche di riflessioni sui temi per esempio ambientali, perché noi siamo un festival green, sui temi delle energie alternative, ma anche sui temi della socialità, dell'accoglienza. Il festival dello scorso anno, come ogni anno c'è un tema, era quello del rainbow, quindi arcobaleno, le uguaglianze, le diversità. La musica è tutto, cioè racchiude, connette. Sì, la musica connette tutto perché è in primis un linguaggio realmente universale, non necessita alcune volte di geografie, la musica può essere fruita da tutti, arriva dentro di noi, al cuore, alla mente, allo stomaco, indipendentemente dal posto da cui veniamo, della religione che pratichiamo, eccetera, ed è capace dunque di raccontare veramente qualcosa che è estremamente contemporaneo. Il jazz poi in particolare, perché il jazz nasce nei primi decenni del secolo scorso, dall'incontro di culture totalmente diverse. Se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento, questa musica non sarebbe nata. Ecco, la metafora del jazz, come la musica dell'integrazione, è la cosa che a me piace di più. E noi qua, su questo palco, e poi sui non palchi dei comuni vicini, perché facciamo i concerti fuori dalle chiese di campagna, in mezzo ai boschi, quindi i musicisti toccano veramente la terra, parte questo messaggio che è un messaggio che è gravido di quelle parole che alcune volte possono risultare anche eccessive, ma che forse oggi sono anche necessarie: la pace, la fratellanza, l'uguaglianza, la solidarietà, che sono fondamentali. la curiosità. Ecco, quindi ben venga la musica quando questa è capace di... Camminiamo intanto, così me la fai un po' conoscere, certo. Berchidda, che poi tu sei nato a Berchidda, ma vivi a Bologna e sei di casa a Milano, a New York, a Parigi, cioè... Sono di casa dove c'è un palcoscenico da calpestare, ti accompagno. Sì, hai mai portato una carrozzina? Sì. Va bene, allora sto tranquillissima. Oh, e adesso tu mi devi raccontare quando, come, perché il tuo incontro con la musica. Allora, il mio sogno da bambino era quello di poter toccare una tromba che i miei genitori avevano comprato. Mio papà faceva il pastore, quindi anche con molti sacrifici. Angiolino, detto Lellino, e mia mamma Maria, e avevano comprato questa tromba perché mio fratello voleva suonare in banda e lui quindi era andato in banda, poi lui ha lasciato, e quindi questa tromba, che loro avevano comprato con un po' di sacrificio, l'avevano messa nella parte alta della libreria affinché io, piccolo, non potessi toccarla, altrimenti rischiavo di rompere. Se avessero saputo! Quindi il mio sogno era toccare quella tromba. E quindi a 10 anni, quando la banda passava in paese, io non stavo veramente nella mia pelle, in pigiama uscivo fuori, mi intrufolavo in mezzo alla banda, fino a quando il maestro mi ha detto: beh, se ti vieni che ti insegniamo a suonare la musica. Allora sono attaccato e ho detto: mamma,
il maestro mi ha detto di andare a prendere le lezioni di musica e allora sono andato e mi voleva dare un altro strumento perché in quel momento evidentemente c'era bisogno di altri strumenti. Io ho detto maestro, io ho un sogno che è suonare la tromba che ho a casa. Ma quindi e il così, tuo sogno è proprio non solo la musica, ma è proprio la tromba. Sì. Che cosa ti innamora della tromba? Allora, intanto, quando mi si chiede oggi che cos'è per me la musica, io dico che la musica è l'odore dell'olio dei pistoni della tromba, perché questa tromba che era vecchia, sai che nella tromba ci sono i pistoni che bisogna lubrificare con un olio molto fine come quello delle macchine come quello delle macchine da cucire. Sì. E questa tromba era vecchia, quindi perdeva olio, stava dentro una custodia nera di legno, questa custodia era foderata di un velluto rosso e questo velluto rosso era intriso di quest'olio dei pistoni, quindi per me la musica è l'odore di quel velluto rosso intriso dell'olio dei pistoni. È un sogno, me la stai È un facendo vero sognare sogno. a me. Bello, belle queste pietre. Tu suoni pure il fliocorno. Flicorno. Flicorno, Sì. che è una specie di tromba. Che è proprio un tipico strumento da banda che i musicisti di jazz hanno portato ad essere uno strumento. Sì. Ma poi tu hai fatto anche il conservatorio. Sì, ho fatto il conservatorio a Sassari, ma però mi sono diplomato a Cagliari. A Cagliari, quindi 2 conservatori. Con l'intento non era tanto quello di diventare un musicista classico, un concertista oppure uno che suonava nelle orchestre, ma era quello semplicemente io volevo essere un musicista di jazz. Di jazz, perché tu hai incontrato il jazz a Sassari. Alla fine degli anni 70 alla radio ho sentito un trombettista di jazz e sono andato fuori di testa, letteralmente fuori di testa. Dopodiché c'erano dei ragazzi. Quindi di innamoramento in innamoramento. Sì, io passavo il mio tempo perché un ragazzo, un amico del paese vicino a Berchida, che è Oschiri, mentre io ero figlio di un pastore, che quindi non avevamo a casa neanche nulla per ascoltare la musica, oltre alla radio, lui era figlio di un dentista che era un melomane appassionato di opera e di jazz. Quindi lui mi passava queste cassette che io mettevo nel mio mangiacassette, diceva senti Miles Davis, senti questo, e poi mi dava in prestito le riviste di jazz, in particolare una che è l'unica rivista italiana, Musica Jazz, storica. Basta, proprio... E io passavo il mio tempo nella mia cameretta a sfogliare questa rivista e guardavo in bianco e nero, e la scritta Musica Jazz era a colori, rossa, guardavo questa rivista e non capivo niente, guardavo queste fotografie di questi artisti neri, leggevo questi nomi, John Coltrane, Charlie Parker, vedevo questi battelli sul Mississippi e io rimanevo... Sognavi. Ero estasiato del fatto che stessi prendendo confidenza con un mondo che non conoscevo. Paolo, vieni a stare a Berchida. Ti ricordo sempre quando eri piccolino. Ciao, mi ha fatto piacere vederti. Grazie, Paolo. ciao, arrivederci. Ciao. Bene, ho capito Paolo, volevi portarmi dentro il tuo sogno. Beh, tutto nasce qua. Questo è Tucconi, giusto? Questo posto si chiama Tucconi perché c'era una casa cantoniera ormai in disuso che prendeva il nome da questo territorio e dove mia madre, che abitava qua durante la guerra, Maria, andava a fare scuola perché questa casa cantoniera in quel periodo era stata adibita poi a scuola. E quindi Tuccone per noi, perché questo è il nome sardo, ed è il posto dove poi mio papà aveva il gregge, c'è una vigna dove io passavo il mio tempo dell'infanzia, perché ci sono tutte queste pietre che sono incredibili, che non si sa da dove siano arrivate, dal cielo. E poi ci sono i cavalli, forse poi proverò a farti una sorpresa, ma se poi riusciremo anche ti farò vedere l'albero dove ho costruito la mia casetta, perché avevo inchiodato proprio malamente. Ma tienimi qui nel tuo sogno il più possibile. Te lo racconterò tra un po'. E tutto questo è musica, perché poi io venivo qua con la tromba e il mio
suonare aveva una naturalezza che derivava dal fatto che qui non si sente nulla. Siccome il maestro della banda, che si chiamava Tiu Bustianu Biga, non voleva che io suonassi nient'altro che le partiture che mi venivano date, perché secondo lui non si imparava bene, io cosa facevo? Tanto me ne venivo qua da solo. Nessuno ti sentiva? Mi mettevo sul mio albero e mi provavo le canzoni che sentivo alla televisione. Però il maestro non l'ha mai saputo. Quando andavo lì ero pronto con le mie partiture che invece conoscevo perfettamente. E quindi per quello noi oggi organizziamo nel festival tantissimi concerti nel nulla, senza palchi, dove i musicisti veramente stanno con i piedi per terra. Ed è per questo che in molti tuoi concerti tu sei scalzo? Io d'estate sono sempre scalzo, perché quando ero bambino, io qui quando sono qui d'estate, io giro scalzo, dappertutto, in mezzo ai rovi, in mezzo alle pietre. Il mio figlio è come me. Andrea È come me, gira scalzo anche lui. Io gli dico: Andrea, ma perché stai scalzo a casa? Eh beh, dice, guarda un po'. Chissà perché. Perché suoni anche rannicchiato? Ho visto delle foto sul palco, rannicchiato su una sedia. Allora, non lo so. È molto forte come... Perché trovo, quando suono con questa postura molto fetale, per certi versi, trovo la mia dimensione giusta tra me, il mio strumento e quello che voglio dire. Quando inizi a fare il concerto è come che il mondo sia da un'altra parte. Senti, e adesso ci fermiamo. Che hai detto che mi volevi fare una sorpresa? Beh, stavo pensando, non ti dico nulla. No, non mi dire nulla, io che faccio? Aspetto qui. Aspetta qui? Qua che vado a prendere una cosa e forse vediamo che cosa accade. Sono emozionata, vai. Torna, eh? Paolo, cioè questa... No vabbè, io sono un po' turbata. La bellezza dei luoghi, della natura, dell'incanto, della musica, della tua gentilezza, della tua maestria può turbare. Dove altro mi stai portando? Mi vuoi tramortire? No, allora, quando ero ragazzo ovviamente i cavalli non c'erano, quindi dovevo suonare per chi? Per me stesso sostanzialmente, quindi mi ero costruito una casetta su un albero che adesso ti faccio vedere e lì salivo con la tromba e mi mettevo a suonare. Dove mi porti adesso? Beh, adesso ti porto in un posto dietro queste rocce, andiamo. Da dove si vede... Ma tanto qua dovunque ti giri è paradiso. Da dove andiamo. Si vede il mondo. Il mondo, andiamo a vedere il mondo. Allora, Fiamma, ti illustro cosa si vede da qua. Sì. Dietro di te c'è il Monte Limbara, sì, che divide la Gallura dal Logudoro. Quella è Berchidda, si vede così in piccolo, e dietro c'è il Monte Acuto e poi da lì si va ovviamente verso Sassari. È vero che tua mamma riconoscerebbe la tua tromba tra migliaia? Assolutamente sì, lei ascolta tutto quello, perché io tutti i dischi che faccio li porto a casa, lei li ascolta, li riconosce e
ed è capace sì di riconoscere quel suono tra mille. Un Perché po' come hanno fatto i un po' cavalli come che hanno ti sono fatto i venuti cavalli. Mamma mia. E quindi E poi tua mamma ti cantava delle ninna nanne, quindi i suoni sono anche quelli che ci provengono dalle persone che stanno intorno a noi, l'accudimento, la mamma. sì, sì. E che ti cantava il durudur. Cos'è la ninna nanna, il durudur? Questa è forse Sì, quella più famosa, Duru Duru Durulia, sa scampana deloria, la stocca su manzano, su buddu gagliaritano. Ovviamente tutto in una rima. Che i miei hanno sempre molto amato la musica. Quando ero ragazzo, piccolo, che spesso magari stavo in campagna ad aiutare mio padre, quando alle 5 dovevo andare a fare la lezione alla banda, lui lasciava il lavoro e con la 500 familiare, piena di balle di fieno, di bidoni del latte, mi portava in paese affinché io potessi seguire le lezioni. Loro sono sempre stati molto, diciamo, fieri, perché mio padre poi avrebbe voluto studiare. Sì. Era un poeta poi tuo papà? Era un poeta naïf, ma era un Naïf, ma poeta, scriveva anche versi? dei piccoli romanzi, e anche e soprattutto ha raccolto 20.000 lemmi, 20.000 parole che secondo lui si stavano perdendo e che poi io, a sua insaputa, ho completamente archiviato, ho scritto tutto, Riversato su file. perché lui scriveva su dei fogliettini e quando lui si ricordava una parola ma non aveva in quel momento da scrivere, perché in tasca non aveva niente, non aveva neanche un lapiso, come lo chiamava lui, allora lui prendeva, staccava un pezzo di vite, un sarmento dalla vite, e nella terra scriveva la parola. Ho capito questa frase tua, che la Sardegna mi identifica, mi crea e mi nutre. Io dico anche sempre che la Sardegna è uno dei tanti sassi gettati nel Mediterraneo, e quindi questa terra, questo frammento di terra così forte, così pregnante come quello che stiamo vedendo, però dialoga con il mare. Non potremo comprendere per certi versi la preziosità della terra se poi non andiamo a vedere quel mare che in qualche modo è importante. Io ci andrei. Ci andiamo? Mi porti? Io ci andrei, e andrei forse in uno dei mari più belli della Sardegna, sì, che è Alghero. Allora qua siamo ad Alghero, Sì? come Che meraviglia! avevamo promesso, che dovevamo vedere il mare, non potevamo parlare solamente di terra, Sì. che è una città catalana. Sì? Perché circa nel 1350 appunto è partita la dominazione aragonese catalana e si parla il catalano probabilmente più antico di tutta l'area del Mediterraneo. Quando vedo a Barcellona degli algheresi che parlano il loro catalano, i catalani veri comprendono perfettamente tutto. Sentendoti parlare Barcellona, Tokyo, tu la musica ti ha portato ovunque nel mondo, ma qual è il paese più lontano? Cioè, la prima volta che sei andato lontano, che impressione hai avuto? Allora, la prima volta è buffo, perché la prima volta che sono uscito dall'Italia era il 1984, non ero stato neanche a Chiasso. Okay. Ecco, quindi non ero veramente mai uscito dall'Italia, e ho preso un aereo da Roma e sono andato in India, nell'India di quegli anni, e non parlavo soprattutto una parola di inglese, proprio neanche le cose basilari. Quindi al concerto di Bombay io devo necessariamente andare in bagno, e quindi mi incammino e mi trovo fuori dallo spazio del concerto, e mentre vedevo i miei compagni di viaggio che salivano sul palco per iniziare il concerto con la gente che applaudiva, io sono andato ad entrare. C'era una signorina molto simpatica che mi chiedeva il biglietto. Io cercavo di spiegargli che io ero quello per cui gli altri stavano pagando il biglietto, ma non sono riuscito a farlo, perché il mio inglese era... E come è andata a finire? È finita che ho tirato fuori le rupie e hai pagato il biglietto per vedere il tuo concerto. Ma è fantastico! Tutti i viaggi si portano appresso qualcosa di interessante. Questo è il viaggio del Mediterraneo, quello della catalanità. E la bandiera di Alghero poi è la bandiera catalana. Guarda, fermiamoci a guardare questa meraviglia. Grazie di cuore, Paolo, grazie di cuore.